Se diventassi capo del mondo non farei asili nido, ma darei i soldi alle mamme per stare a casa con i figli. Lo ha detto l'assessora regionale alle pari opportunità Elena Donazzan alla prima lezione del percorso per sindaci e assessori pensato e voluto proprio da lei, l'assessora di Fratelli d'Italia, nei giorni in cui il paese piangeva il femminicidio di Giulia Cecchettin, con manifestazioni di piazza e solidarietà corale verso la famiglia della giovane uccisa dall'ex fidanzato. Ma quell'appuntamento di 2 ore, martedì al Palazzo della Regione a Venezia, 100 i partecipanti, con al centro il tema dell'educazione all'affettività e l'intervento della psicoterapeuta padovana Vera Slepoi, presidente della Federazione Italiana Psicologi, docente e autrice di saggi, è finito subito sotto i riflettori, con una scia di polemiche da parte del Partito Democratico e degli studenti, che martedì non erano presenti, ma la lezione è andata in onda ed è ancora disponibile sul canale YouTube della Regione. E alcune frasi, come quella che abbiamo letto poco fa, hanno fatto salire sulle barricate gli esponenti del Partito Democratico, la rete degli studenti medi e l'UDU. Nel mirino anche la presunta negazione della cultura patriarcale da parte della relatrice, che ha detto: l'emozione di fronte al grande evento Cecchettin fa partire i soliti discorsi sul bisogno di educare all'affettività, sul patriarcato, tutti elementi emotivi che coinvolgono un paese che ha vissuto una settimana che sembrava un film orrorifico, ha esordito Slepoi. Con questa cultura retrograda non ci possono essere speranze che dal Veneto possa partire una vera battaglia contro le discriminazioni e le violenze sulle donne. Tuona la capogruppo del PD a Palazzo Ferrofini, Vanessa Camani, che taccia l'assessora di posizioni medievali. E dalla loro gli studenti contestano i contenuti dell'intervento di Slepoi. È stata una candidata di AN, ricorda l'UDU, Unione degli Universitari. È allucinante che si ponga l'attenzione sull'importanza dell'allattamento per non far sentire rifiutato il bambino. Alla fine di chi è la colpa? Delle donne. Amareggiata, Slepoi annuncia che non parteciperà più a incontri promossi da istituzioni. Era una conferenza per aiutare chi deve prendere decisioni sull'affettività, sottolinea la terapeuta. Sono stati approfonditi i meccanismi psicosociali e di psicologia evolutiva. In certe situazioni purtroppo non si può intervenire. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 9 febbraio 2024, la prima notizia del giorno riguarda la polemica e la bufera che si è scatenata contro Donazzan dopo le frasi misogine o quasi pronunciate nell'ambito, come abbiamo sentito, di una iniziativa, di un percorso per sindaci e assessori pensato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Donne a casa coi figli, se diventassi capo del mondo non farei asili nido. Queste le parole pronunciate da Elena Donazzan, assessora alle pari opportunità oltre che al lavoro e all'istruzione della giunta Zaia. Bufera contro Donazzan, il PD posizioni medievali, questo è il titolo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi, in un articolo di Gloria Bertasi. L'assessora dice: sono state strumentalizzate riflessioni serie. Come sempre Donazzan si giustifica così, dicendo di essere stata strumentalizzata. Vediamo ancora le dichiarazioni, una dichiarazione di Vera Slepoi, presidente della Federazione Italiana Psicologi, che appunto ha partecipato alla iniziativa. Era una conferenza per aiutare chi prende decisioni, non parteciperò più a incontri con le istituzioni. E ancora il PD attacca la Donazzan dicendo: si pensa ancora oggi che le donne abbiano solo la funzione di fare figli. Questo per quanto riguarda la polemica del giorno in regione, ma voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, parlando sempre di asili nido, ma nell'ambito della riforma dell'autonomia. Autonomia, i nidi fanno scuola, il 69% dei fondi finisce al sud, lo leggiamo sulle pagine del Corriere del Veneto, sempre in questo caso l'articolo è firmato da Martina Zambon. I finanziamenti del PNRR saranno stabiliti in base ai costi standard, è il modello LEP.
E di fronte a questa notizia di uno spostamento appunto dei fondi verso il Mezzogiorno, così dovrebbe funzionare anche con la riforma dell'autonomia, sembra un paradosso, visto che l'autonomia differenziata è una richiesta delle regioni del nord e in particolare il Veneto e la Lombardia, e soprattutto di un partito, la Lega, che un tempo si chiamava Lega Nord. E appunto c'è di fronte a questo paradosso il commento del segretario regionale della Lega di Matteo Salvini, Alberto Stefani: sulle ricadute dei LEP molto dipenderà dalla commissione tecnica fabbisogni standard. Insomma, in qualche modo fa capire Stefani la partita non è chiusa, ma intanto questo è il calcolo che vale per gli asili nido: il 69% dei fondi assegnato al Mezzogiorno, così è stato stabilito per quanto riguarda i finanziamenti del PNRR distribuiti in base ai costi standard. Questo sarebbe il modello dei LEP e quindi così dovrebbe funzionare la ripartizione delle risorse anche per l'autonomia, ma vedremo naturalmente come proseguirà questa vicenda ancora molto lontana dall'approvazione, questa riforma. Voltiamo pagina, nel frattempo ci spostiamo sul Giornale di Vicenza. C'è una proposta del Partito Democratico in vista delle elezioni europee: lavoratori in trasferta, istituire per loro il voto a distanza. Ci sono 108.000 veneti in queste condizioni. Farli tornare per le elezioni europee significa creare costi e disagi. Questo è un tema riproposto da una mozione presentata in regione dal Partito Democratico. Si tratta di un vuoto normativo che provoca peraltro pesanti conseguenze economiche per i cittadini che devono tornare a casa a votare. Sebbene infatti esistano alcune agevolazioni per i principali mezzi di trasporto a lungo raggio, proprio nelle giornate del voto i prezzi lievitano esponenzialmente, diventando un ostacolo insormontabile per i più. Di fatto l'Italia è l'unico grande paese in Europa ad impedire a milioni di suoi abitanti di esprimersi durante le elezioni. Ed ora proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima riguarda il mercato libero dell'energia, la troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto in un articolo di Silvia Madiotto. Luce, Enel e Era vincono le aste nelle province venete, ecco chi ci guadagna. Bollette, si possono risparmiare fino a 130 euro, questa è la promessa del mercato libero, ma le insidie sono molte. Leggiamo cosa cambia in questi giorni nello specchietto preparato appunto dalla giornalista del Corriere del Veneto. Fino a poche settimane fa il mercato dell'energia, luce e gas, era suddiviso in due categorie: esisteva il mercato libero ma anche quello tutelato con prezzi stabiliti dall'ARERA, l'agenzia nazionale, e a condizioni agevolate. Nel mercato tutelato da gennaio 2024 c'è stata l'abolizione delle tariffe del gas, a cui seguirà a luglio 2024 quella delle offerte elettriche. In questa data avverrà il completo passaggio al mercato libero dell'energia. I clienti del mercato tutelato sono stati assegnati a chi ha vinto le aste dei giorni scorsi. A Venezia, Padova e Rovigo ha vinto Enel Energia, mentre a Belluno, Treviso, Vicenza e Verona vince Era. Il consiglio dell'esperto, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto: l'importante è non rimanere fermi, usate il portale e confrontate le tariffe. Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Veneto, consiglia questo e annuncia: allargheremo a tutta la regione il nostro gruppo di acquisto. Riceviamo moltissime telefonate, c'è una grande asimmetria informativa e i consumatori sono disorientati, quindi attenzione a questa fase di passaggio di molti clienti del mercato tutelato al mercato libero dell'energia, una fase in cui naturalmente i fornitori fanno a gara per accaparrarsi i clienti con offerte molto spesso poco chiare. Voltiamo pagina, le ultime due notizie flash. Una riguarda la politica regionale, ancora polemiche all'interno del centrodestra. Rovigo prenotata da Fratelli d'Italia, la battuta di De Carlo sul ministro, elezioni centrodestra in conclave. La notizia sulle pagine del Giornale di Vicenza riguarda le frizioni appunto interne al centrodestra, in particolare spiazza l'uscita del segretario di Fratelli d'Italia
De Carlo appunto, che ha detto abituatevi a Urso governatore, presidente della regione, quindi l'attuale ministro appunto di Fratelli d'Italia, che secondo il segretario regionale del partito di Giorgia Meloni sarebbe già designato come successore di Zaia. Nel frattempo è aperto il tavolo del centrodestra per trovare la quadra nei 309 comuni al voto dopo l'annuncio della Lega dell'intenzione di correre da sola. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata. Sveglia Veneto ritorna lunedì prossimo e quindi nel frattempo anche un buon fine settimana.